Io adesso passo la parola a quelli che sono i relatori. Abbiamo Anna Bombonato, esperta senior della società Sogesit SPA, svolge attività di assistenza tecnica presso il Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale Economia Circolare, Divisione Quarta, Strumenti e Tecnologie per lo Sviluppo Sostenibile, nell'ambito del gruppo di lavoro che si occupa dell'attuazione e revisione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Il suo intervento di oggi ha come titolo l'attuazione della Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile. Vi cito solo poi i nomi degli altri relatori, darò la descrizione diciamo più puntuale del loro profilo prima di lasciare loro la parola. Abbiamo Luca Colasonno di Enea con un intervento sulla cabina di regia nazionale della campagna del patto dei sindaci, Francesco Musco dello UAV, cambiamenti climatici e città, ricerca e sperimentazione, e Francesco Giordano di ISPRA, i progetti di adattamento finanziati dal bando MITE, e infine Daniela Luisa del Comune di Padova che ci presenterà il progetto LIFE Veneto Adapt. Io quindi lascio subito la parola alla dottoressa Bombonato. Prego. No, chiedo scusa, che è collegata. Ecco, prego. Mi sentite? Mi sentite? Sì, la sentiamo. Ah, perfetto. Buongiorno a tutti, grazie mille, ringrazio il Comune di Padova per questa occasione di incontro. Mi dispiace di non essere lì con voi, sono in contatto da Roma, però insomma spero di comunque integrarmi anche a distanza con questo incontro di oggi. Quindi come condivido la presentazione che ho preparato, spero che la vediate. Un segnale perché non vi vedo più avendo aperto la presentazione. Okay. Per ora non la vediamo. Non vedete? Allora ci riprovo. Allora vado da qui, condividi schermo, condividi. Adesso credo di sì. Adesso sì. Perfetto. Perfetto. Eccoci. Allora, come appunto anticipato, io vi introdurrò al tema della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, quindi il suo processo di attuazione e revisione. Rientra dentro questo seminario perché comunque il tema, pur essendo di ampio respiro, come vedrete poi nella presentazione, il tema e il ruolo dei territori è un tema centrale nell'ambito della strategia, che si raccorda anche con il tema ovviamente dell'adattamento ai cambiamenti climatici, come vediamo adesso poi nel dettaglio. Parto un attimo da un inquadramento di contesto. La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile ha iniziato il suo percorso con la legge 221 del 2015 che ha stabilito la necessità di definire e aggiornare triennalmente la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile da parte del governo, ma su iniziativa del Ministero della Transizione Ecologica, allora Ministero dell'Ambiente. Da subito, ovviamente quello era un periodo fondamentale per la storia della sostenibilità, approvata l'Agenda 2030, la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile se ne fa lo strumento per la sua attuazione a livello nazionale. La strategia è stata approvata nel 2017 dal CIPE, oggi CIPES, ha aggiunto infatti anche il comitato, la sua integrazione con i temi della sostenibilità. Il processo, pur essendo stato lanciato dal MITE, è avvenuto grazie a un percorso che ha visto la consultazione sia delle istituzioni che della società civile, quindi è il prodotto di un percorso corale. La strategia si configura quindi anche proprio sempre per mandato di legge con la modifica dell'articolo 34 della 152 del 2006 come lo strumento di riferimento, quindi come quadro di riferimento nazionale per i processi di pianificazione, programmazione e valutazione. Inoltre, sempre lo stesso articolo prevede che le regioni si dotino di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e che definisca il proprio contributo alla realizzazione degli obiettivi nazionali. Al momento la strategia è
in corso di revisione. È previsto, sempre il processo si è sviluppato in consultazione con le istituzioni tutte e con la società civile, ed è prevista la sua approvazione per diciamo, la metà di questo anno. Un aspetto fondamentale, quindi abbiamo detto strategia come strumento di attuazione dell'Agenda 2030 in Italia. Un tema fondamentale che ha fatto propria la strategia è quello delle interconnessioni. L'Agenda 2030, come sappiamo, ha una grandissima capacità di comunicazione anche dei suoi obiettivi. Il rischio è un po' che si tenda ad appropriarsi in qualche modo di un obiettivo, a farlo proprio, quindi diciamo, quasi a diciamo, trattarlo in maniera separata rispetto agli altri. Ma l'Agenda 2030 è proprio chiara su questo. Questi obiettivi sono interconnessi e indivisibili e bilanciano le tre dimensioni della sostenibilità. Allo stesso modo la strategia nazionale definisce i suoi obiettivi in modo integrato, quindi integra le tre dimensioni, insomma sembrerebbe partire da una dimensione ambientale, ma in realtà le integra tutte e tre. E poi le interconnessioni sono un tema chiave anche dal punto di vista della forma, di come si sta sviluppando il processo, attraverso un percorso che fa della collaborazione proprio il tema chiave. Quindi interconnessioni sia di contenuto sia in termini di relazioni tra i soggetti. La strategia diciamo, si struttura nelle 5 aree dell'Agenda 2030, ne fa proprio i principi, e si configura, si struttura in scelte strategiche, obiettivi strategici nazionali e strumenti di attuazione. Nel processo di revisione, come vediamo, integreranno anche i valori obiettivo quantitativi e qualitativi e un sistema di indicatori. Alle 5 aree si associa una ulteriore area, i cosiddetti vettori di sostenibilità, che costituiscono i cosiddetti, quelli che noi chiamiamo dei fattori abilitanti. Come vediamo anche qui c'è il tema della conoscenza, c'è il tema dell'educazione, della formazione, che sono temi chiave, come già è stato accennato nell'introduzione, per facilitare questo processo. Come vediamo poi nel processo di revisione, i vettori sono stati oggetto di una forte revisione proprio per allineare quanto è emerso in questi anni di consultazione e di collaborazioni e diciamo allineare il percorso all'attualità dei temi chiave del momento. Dicevamo, la strategia si presenta, i territori hanno un ruolo centrale dentro la strategia, infatti fin da subito il Ministero si è attivato per sviluppare meccanismi di supporto e di accompagnamento ai territori, attraverso accordi di collaborazione con regioni e città metropolitane e la provincia autonoma di Trento, con tutte le regioni e con tutte le città metropolitane. Un percorso di affiancamento dal punto di vista tecnico attraverso un supporto del progetto Creiamo PA del PON Governance 2014-2020, con tavoli di confronto con regioni, province autonome e città metropolitane, tavoli di confronto che non sono affatto semplicemente formali, ma che si sono dimostrati proprio per come è stato concepito come proprio degli ambiti di lavoro, di condivisione, di meccanismi, ma anche ambiti di innovazione, dove sono state poi pensati anche strumenti e meccanismi che sono stati condivisi a partire dalle esigenze che sono emerse nell'ambito dei tavoli. Tra questi anche un altro tema fondamentale, dicevamo prima, l'interazione necessaria tra istituzioni, società civile, imprese, università. Infatti è stato finanziato dal Ministero anche un bando appositamente dedicato a progetti di ricerca rivolto a università, centri di ricerca, eccetera, che hanno diciamo, pensati per dare supporto ai percorsi regionali di definizione delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile e anche diciamo la seconda categoria di progetti pensati invece per sviluppare alcuni temi priorità che sono emersi da questi tavoli, come il tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici, il tema della resilienza, del monitoraggio delle aree urbane. Quindi appunto è stato pensato proprio come un processo complessivo di accompagnamento. In questo non poteva mancare un'attenzione anche al sistema degli indicatori, inizialmente con un primo tavolo di lavoro nazionale composto da MITE, ISTAT, ISPRA, MEF, MAECI, è stato individuato un set di 40 indicatori, su questo si è continuato a lavorare in questa direzione anche con il supporto delle istituzioni a tutti i livelli e della società civile per definire quel sistema di indicatori che farà parte della strategia revisionata.
Coinvolgimento della società civile, anche qui uno strumento dedicato, è stato sempre per mandato di legge, il MITE si è fatto portatore appunto ha lanciato il Forum Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, Forum della società civile. In questo il ruolo del Ministero è un ruolo di facilitazione. Ad oggi ne fanno parte più di 200 organizzazioni e rappresenta proprio quello strumento, diciamo l'unico strumento formale ad oggi esistente a livello nazionale che consente un'interazione diretta, diciamo, tra istituzioni e società civile e attori non statali. Accordi di collaborazione, in cosa consistono? È importante evidenziare che gli accordi di collaborazione hanno determinato sì un supporto di tipo finanziario agli enti, quindi alle regioni, province autonome e città metropolitane nel 2019, ma il tema è il fatto che si è immaginato un processo, si diceva prima, è fondamentale avere una visione per poter intercettare poi quelli che sono i finanziamenti, quindi per dare le gambe poi agli obiettivi. Per cui gli accordi di collaborazione si sono strutturati anche in, diciamo, dei progetti che sono stati realizzati dalle amministrazioni con azioni che hanno, diciamo, riguardato queste 3 categorie di intervento. Cosa si è pensato? Come il processo nazionale è partito da un sistema di governance, diciamo, multidimensionale, così si è, diciamo, supportato i territori per creare delle cabine di regia multiattoriali a rappresentare tutte e 3 le dimensioni della sostenibilità, per fare in modo che da monte il processo fosse guidato nella direzione della sostenibilità, appunto. Alcune regioni hanno incardinato a livello di presidenza, altre a livello di assessorati, direzioni, ma tutti con questo obiettivo di, diciamo, di guida nel processo complessivo. Una categoria B di coinvolgimento della società civile e l'elaborazione del documento strategico. Questo è importante, quindi il documento non rappresenta il fine del processo, ma rappresenta il mezzo, nel senso che a step appunto di aggiornamento il documento rappresenta il momento in cui si condensano diciamo, le scelte strategiche dell'amministrazione e si lanciano le direzioni per il futuro. Quindi diciamo, in questo modo si vuole evitare che il documento diventi qualcosa che rimanga nel cassetto, ma che il processo continui nel tempo al di là del cambio eventuale di amministrazione e di direzioni, ma appunto nel tempo consente un monitoraggio, una ricalibratura e un avanzamento. In questo, solo per far vedere che appunto tutte le dimensioni sono state poi sviluppate tutte le, diciamo, categorie di intervento sono state sviluppate dalle amministrazioni. Una categoria di intervento, la A2, ha riguardato proprio il coinvolgimento delle istituzioni locali. Così come a livello regionale, a livello di città metropolitane, da subito il Ministero ha pensato che nella prospettiva il percorso era quello di raggiungere anche il livello locale, che è quello poi dove effettivamente si attuano le politiche. Allo stesso modo le città metropolitane hanno appunto, con le città metropolitane sono stati sottoscritti accordi con lo stesso, diciamo, sistema di riferimento. Ad oggi si sta lavorando, come dicevamo, sul cosa c'è, cosa mancava e che cosa, come verrà integrata la strategia, con l'individuazione di target, quindi obiettivi strategici quantitativi e qualitativi, un sistema di indicatori e anche un meccanismo di coordinamento nazionale. Il tema delle coerenze delle politiche è fondamentale. Su questo la strategia revisionata avrà come strumento integrato un piano nazionale per la coerenza delle politiche che viene da una collaborazione fatta dal MITE, diciamo un progetto approvato dalla Commissione europea che si sta sviluppando in collaborazione con OCSE. L'idea è proprio questa: se vogliamo avere un quadro di riferimento che guidi il processo di attuazione della sostenibilità, abbiamo bisogno anche di strumenti che consentano di diciamo, dare le gambe ai quadri strategici. Quindi attraverso il piano nazionale per la coerenza delle politiche si pensa alla costruzione di strumenti che facilitano la programmazione degli investimenti, che mettono insieme i soggetti, quindi che coordinano il processo e sviluppano strumenti che vanno nella direzione di poter accedere e utilizzare in modo più efficace i finanziamenti disponibili. Il PNRR sicuramente per il livello locale è di estrema importanza, quindi avere una visione dentro la quale poi realizzare i progetti è fondamentale proprio per poterli intercettare e poterli utilizzare in maniera efficace. Quindi l'obiettivo è anche quello, come dicevamo, di accompagnare i territori verso la costruzione di questi quadri di sostenibilità. La revisione, il processo di revisione quindi si configura in diversi
aspetti chiave, che sono quello di consolidare il quadro di riferimento e di sintesi della strategia, quello di supportare il livello locale, di revisionare il sistema degli indicatori, adesso lo vediamo un attimo con più dettaglio, rafforzare anche gli spazi di collaborazione con le istituzioni centrali territoriali e anche il ruolo del forum, perché diventa effettivamente sempre più il luogo, lo spazio di scambio della società civile, ma anche di interazione, dove c'è la possibilità appunto per la società civile di interagire e poi portare le proprie istanze in modo più efficace alle istituzioni. Il tema della collaborazione appunto è il tema chiave, quindi approccio sistemico e multidisciplinare, continuo percorso di confronto e apprendimento. Ci piace dire che si è creato attraverso questo percorso una comunità di intenti che sta effettivamente lavorando insieme, anche perché diciamo questo lavoro insieme consente di sviluppare soluzioni innovative e verso questo nuovo modello di sostenibilità che ci propone Agenda 2030. I vettori di sostenibilità ad oggi si compongono di 3 categorie di azione, quindi la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile, sia per la costruzione di una visione comune, quindi lavorando sulla governance a tutti i livelli, con le amministrazioni centrali, con le amministrazioni territoriali e anche governance multilivello di interazione tra il livello verticale e orizzontale delle politiche, valutazione di sostenibilità e monitoraggio. La cultura della sostenibilità è emerso proprio in questi tavoli di confronto sia con le istituzioni che con la società civile come un tema cardine, quasi una quarta dimensione che è intesa proprio come fattore abilitante, sia sul tema dell'educazione che sul tema della formazione. Come si diceva, molto importante anche formare i funzionari in modo che siano sempre di più, diciamo, in grado di leggere il contesto attuale, ma anche essere in grado di proiettare verso il futuro una visione che sia in grado di intercettare, di adeguarsi anche a eventuali situazioni impreviste come quelle che ci è capitata in questi anni, quindi con quelle che si chiama la capacità di foresight, quindi di visione per il futuro. E poi il tema della partecipazione per lo sviluppo sostenibile, che si configura nella mappatura e formalizzazione dell'esistente, perché questo è un altro aspetto chiave. A volte non c'è bisogno di costruire di nuovo da zero, ma c'è bisogno di intercettare quello che c'è, consolidarlo e poi andare avanti. Attraverso collaborazioni e partenariati che a questo punto, come già era stato detto anche nell'introduzione, è importante che intersechino tutti i livelli, quindi è importante che istituzioni parlino con le imprese, con l'università, in modo che si creino anche magari occasioni di partenariati innovativi che consentono poi di calare sul territorio quelli che sono gli obiettivi. Alcuni esempi per andare insomma un po' velocemente in cui vi ho voluto mostrare un po' cosa si intende per coerenza delle politiche, come si attua poi a livello diciamo di pratico. Attraverso gli accordi di collaborazione e il progetto di Creamo PA, ad esempio, si è lavorato tra i vari temi anche sulla relazione tra le strategie regionali per lo sviluppo sostenibile e le strategie per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Quindi molte regioni, quelle che facevano parte di questo gruppo di lavoro, si sono attivate per integrare questi 2 strumenti. Un esempio è quello della Sardegna, per cui la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile nasce fortemente integrata con il programma regionale di sviluppo e con la strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, e allo stesso tempo la strategia per lo sviluppo sostenibile sfrutta le analisi climatiche, le considerazioni che sono emerse alla strategia regionale di adattamento per costruire i propri obiettivi. Quindi 2 strumenti che si interfacciano e sfruttano, diciamo, mettono a frutto le esperienze di entrambi i percorsi. Altri esempi di integrazione tra questi 2 strumenti li abbiamo con l'Emilia Romagna, che ha messo in campo un osservatorio nell'ambito della strategia regionale di mitigazione e adattamento. Si è dotata di un osservatorio regionale degli scenari di cambiamento climatico, che sicuramente sono un patrimonio importante di analisi per costruire anche le strategie regionali per lo sviluppo sostenibile. Un gruppo di regioni, questo è anche frutto del percorso nell'ambito degli accordi di collaborazione dei tavoli di lavoro, che ha visto alcune regioni mettersi insieme per
lavorare in modo condiviso su tematiche prioritarie per entrambi e per tutti i territori. Ad esempio Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio stanno seguendo un percorso congiunto di resilienza anche dal punto di vista climatico, collegato soprattutto alle aree colpite dal sisma, che appunto anche in questo caso fanno di riferimento per le costruzioni delle proprie strategie regionali per lo sviluppo sostenibile. Importante è anche il ruolo che le regioni possono svolgere di supporto ai territori, in questo caso appunto mettendo a disposizione magari un patrimonio di conoscenze, condividendo strumenti che possono diciamo, fornire supporto ai comuni anche dal punto di vista poi della programmazione e della pianificazione. In questa direzione stanno lavorando ad esempio Regione Emilia-Romagna con i piani clima, dove appunto i comuni e le province autonome, i comuni e le province stanno lavorando in modo condiviso per la definizione dei propri piani, e anche Abruzzo e Friuli Venezia Giulia nell'ambito dei percorsi di due Interreg che lavorano in questa direzione. A livello di città metropolitana, questo è il livello a cui è arrivato fino ad oggi il Ministero di collaborazione con il livello territoriale, e nell'ambito degli accordi di collaborazione le città metropolitane stanno appunto lavorando alla definizione delle proprie agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile. Alcune di queste hanno scelto di approfondire temi diciamo che sono fortemente interrelati col tema dell'adattamento, quindi ad esempio Città metropolitana di Milano che sta lavorando alla realizzazione di una comunità energetica col supporto di MG Energia in collaborazione con Energy SE. Qui è importante perché oltre al tema diciamo della dimensione ambientale ed economica, anche il tema sociale che molto spesso diciamo viene messo in secondo piano ma altrettanto fondamentale è affrontato in questo studio di fattibilità. La città metropolitana di Milano che sta sperimentando strumenti, soluzioni normative di pianificazione per l'adattamento in collaborazione con i comuni, quindi ad esempio linee guida per le nature-based solutions in area urbana, gestione delle acque, analisi climatica e di rischio, e anche la città metropolitana di Roma Capitale, che attraverso il percorso di ricerca dell'ambito del proprio piano strategico metropolitano sta lavorando sui vari settori per supportare questo aspetto dell'azione climatica, quindi forestazione urbana, mobilità, ma anche l'aggiornamento delle linee guida per i PAESC comunali. Le agende metropolitane sono strumenti diciamo di visione che le città metropolitane stanno sviluppando in modo integrato con i piani strategici metropolitani, anche diciamo su indicazione del Ministero attraverso gli accordi di collaborazione. Quindi molte città metropolitane stanno mettendo a disposizione strumenti e azioni che possono supportare anche le attività a livello comunale. Ad esempio la città metropolitana di Milano con il progetto MetroAdapt o anche la città metropolitana di Roma. Quindi per concludere le prossime tappe, quindi questo in modo molto sintetico il percorso complessivo, la direzione in cui si sta muovendo il Ministero, adesso appunto la centralità è il processo di revisione che si sta concludendo, che prevede anche una presentazione della strategia nazionale approvata nell'ambito della High Level Political Forum delle Nazioni Unite, che è la piattaforma diciamo di riferimento per l'attuazione di Agenda 2030. Questo forum avrà luogo a New York nel luglio 2022, appunto quest'anno. L'Italia si è candidata come per presentare la propria Voluntary National Review, e il tema della strategia è il tema chiave. Quindi porterà l'Italia dentro questo percorso proprio il ruolo centrale dei territori nell'attuazione, il tema del coinvolgimento della società civile e il tema della coerenza delle politiche. Quindi questo per arrivare in qualche modo a dare conto di quanto fatto fino ad oggi e rilanciare per il futuro. Nel futuro c'è l'ampliamento della collaborazione con i territori di riferimento, quindi andando oltre città metropolitane e arrivando a intercettare anche il livello comunale, immaginando di realizzare delle strategie di sostenibilità anche di area, magari di reti di comuni che sono, diciamo, condividono magari delle priorità di livello geografico, economico, priorità di azione, per orientarli verso la costruzione quindi di quadri di coerenza alle politiche, basandoci sempre su un percorso che è quello di costruire su quanto c'è e di partire quindi dall'ascolto e dal riconoscimento delle iniziative e di quanto sta avvenendo nei territori. Quindi siamo già in viaggio, questa è l'idea insomma del viaggio, di come si sta sviluppando, e quindi
quindi su questo insomma noi continuiamo a lavorare e quindi vi ringrazio anche per questo esempio appunto di iniziative che già vede tantissimo coinvolto il livello comunale. Speriamo poi di arrivare comunque a definire insieme delle linee di azione comune. Grazie. Grazie, dottoressa Bombonato, per il suo intervento. Io farei parlare tutti i relatori, poi vediamo se avanza un po' di tempo, magari facciamo delle domande di approfondimento sui vostri interventi. Il prossimo relatore è il dottor Luca Colasuonno, ricercatore ENEA del Dipartimento Unità Efficienza Energetica, anche Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica, presso il Centro Territoriale di Milano. È il referente per il patto dei sindaci, coordinatore nazionale, referente del gruppo di lavoro ENEA dedicato, gruppo di lavoro composto da responsabili di centri territoriali ENEA nel nord, centro e sud Italia. Lascio la parola, il titolo dell'intervento è la cabina di regia nazionale della campagna del patto dei sindaci. Prego. Buongiorno a tutti. Sono Luca Colasuonno, già introdotto, sono ricercatore ENEA presso l'Ufficio Territoriale di Milano. Innanzitutto volevo ringraziare i nostri ospiti Comune di Padova per questa bella iniziativa e per averci invitato, anche perché seguire il primo intervento della dottoressa Bombonato. Non siamo mai incontrati la dottoressa Bombonato, ma direi che sembra quasi una presentazione preparata, in cui ci sono tali e tanti elementi comuni delle iniziative proposte, presentate appunto prima all'interno del lavoro delle agende per la sostenibilità, con il discorso sul patto dei sindaci, che è bene ritrovarci insieme per poterci raccontare le iniziative. A chi devo fare segno per... Allora, due parole, vogliono essere due di introduzione al tema patto dei sindaci. Non starò a ripercorrere, vedo una platea selezionata, quindi mi immagino tutte le informazioni generali sul patto dei sindaci le possiamo saltare. Semplicemente, ecco, il patto dei sindaci come strumento per adattare le politiche, le linee politiche in tema di energia e sostenibilità a livello europeo, per calarle sul locale. Quindi con l'obiettivo principale di rendere i territori protagonisti di queste iniziative, appunto dell'applicazione di queste policy sul territorio, che è un passaggio fondamentale, visto gli obiettivi molto prestanti che sono richiesti dal 2030 al 2050. Per il coinvolgimento, anche per l'allargamento della platea della cittadinanza coinvolta in tutte queste politiche. In estrema sintesi, alcuni numeri sul patto dei sindaci. Ad oggi sono quasi 11.000 firmatari del patto dei sindaci e quasi la metà in Italia. Abbiamo perso il primato del 50% dei firmatari 2 o 3 anni fa circa. Comunque l'Italia insieme alla Spagna sono due paesi in cui è preponderante l'adesione al tema patto dei sindaci. Ma non è solo questo. L'Italia possiede la metà circa dei coordinatori territoriali del patto dei sindaci. Questo è un dato importante. Poi si è conclusa la prima fase del patto dei sindaci, quello con gli obiettivi 2020, e si è fatto un po' di riflessioni sulla bellezza di questi numeri, ma su un tot di problematiche che si portano dietro comunque questi numeri. E una delle ragioni comunque successo della prima fase del patto dei sindaci in Italia è stata individuata nel ruolo attivo dei coordinatori. Tutte le regioni nell'arco dei primi 5-6 anni di lancio dell'iniziativa sono diventati coordinatori territoriali,
e in buona parte dei casi hanno avviato attività. Alcune regioni continuano la loro attività appunto di coordinamento, integrando il PAES, l'attuale PAESC, all'interno dei loro strumenti di programmazione, portando avanti un esempio molto importante di come utilizzare bene lo strumento patto dei sindaci. Ecco, una nota trasversale a tutta la presentazione e in generale all'approccio del patto dei sindaci. Il PAESC non deve essere considerato un elemento aggiuntivo, un documento in più, un onere amministrativo in più per il comune, ma sfruttato in maniera proattiva può essere considerato e deve essere considerato una sorta di aggregatore, una metodologia di lavoro che nasce in sé già come una progettazione integrata, una programmazione integrata di interventi sul territorio, e in questo senso valorizzando appunto la potenza del patto dei sindaci come strumento di programmazione per i comuni. Prego. Entrando all'interno dei numeri, al di là appunto dell'alto numero di firmatari, volevo portare l'attenzione su la composizione di questi numeri. Noi vediamo che questo qua è un lavoro fatto insieme con ISPRA circa un paio d'anni fa. Sono stati suddivisi i comuni aderenti al patto dei sindaci secondo alcune fasce di popolazione che sono diverse di quelle utilizzate a Bruxelles, per calarle meglio nella realtà italiana, per cui abbiamo utilizzato come valori soglia 3.000, 30.000, 100.000 e 250.000 abitanti, che sono quelli della riforma del Rio sull'ordinamento amministrativo. E osserviamo come tanti comuni, appunto dei 4.000, all'epoca erano 4.600, comunque più della metà dei comuni aderenti al patto sono al di sotto dei 30.000 abitanti, coprendo una percentuale comunque abbastanza elevata rispetto al totale dei comuni in Italia. Vediamo come rispecchia abbastanza bene la composizione appunto dimensionale dei comuni in Italia. Il lavoro grosso che rimane ancora fuori chiaramente è sui comuni di piccola taglia, che sono evidentemente anche quelli più numerosi in Italia. Nella seconda tabella invece vediamo un'analisi fatta solo sui PAES monitorati, di cui siamo quindi non solo la baseline delle emissioni, ma il documento di monitoraggio delle emissioni, come si va a verificare come gli obiettivi che si erano posti i comuni nella prima fase sono stati tendenzialmente rispettati, e evidentemente la parte da leone la fanno le città con maggiore popolazione, superando quelli che erano gli obiettivi richiesti appunto dalla prima fase di programmazione, che era il 20% di riduzione delle emissioni. Questi i dati positivi. I dati invece su cui riflettere per una nuova ripartenza sulla fase 2. Da un lato abbiamo una prima osservazione: dei 4.000 aderenti non sappiamo ancora ad oggi, non abbiamo una mappatura chiara, identificata, di quelli che sono effettivamente i firmatari ancora all'interno del programma o per i quali invece l'adesione al programma è stata quantomeno accantonata. Un primo dato diciamo che fa scattare un primo livello di allarme e quindi di contromisure di conseguenza è il numero di comuni che sono passati dagli obiettivi 2020 agli obiettivi 2030. Obiettivi 2030 che comprendono anche la parte di adattamento, che stiamo osservando che è un elemento particolarmente cruciale per questa nuova fase del patto, e che sicuramente appunto andrà affrontata con i dovuti strumenti.
ecco, considerando che il grosso, circa l'80% dei comuni, non ha fatto il passaggio agli obiettivi 2030, ci indica come la strada da percorrere fondamentalmente sia andare a recuperare questo 80% e andare a stimolarli per verificare appunto la loro adesione. Succede anche che molto spesso non saprei dire, però dalla mia esperienza personale ci sono comuni che formalmente non stanno più seguendo l'attività del patto dei sindaci, però con altri mezzi, tendenzialmente strumenti finanziari, stanno portando avanti le iniziative che avevano previsto nel loro PAES. Quindi comunque la redazione del PAES ha dato un bel pezzo di contributo per quello che è il suo obiettivo. Andare a riprendere comunque anche queste esperienze che sono comunque positive è un dato rilevante, appunto, per i discorsi che si faceva anche precedentemente di integrazione dei vari obiettivi di sviluppo sostenibile. L'altro spunto su cui volevo portare la vostra attenzione era lo stato di avanzamento, diciamo, appunto dell'adesione al patto dei sindaci per classe dimensionale dei comuni. Dove vedete che in azzurro è indicato lo stato di adesione, in rosso la redazione del piano d'azione, invece in verde è il dato del monitoraggio, quindi che è arrivato a conclusione di tutto il ciclo, appunto, almeno un ciclo del patto delle necessità, delle richieste del patto dei sindaci. E anche qui si osserva come, crescendo la classe dimensionale del comune, c'è maggior capacità di intervenire e appunto di chiudere il ciclo, se hanno gli strumenti necessari e sufficienti per portare avanti tutti gli impegni sottoscritti appunto col patto dei sindaci. Un elemento, quindi, se da un lato abbiamo un tot di buone pratiche di cui l'Italia è ricca, nel senso le 8-9 città che sono state selezionate come case esemplari per gli obiettivi al 2030 come appunto città traino e esemplari da mostrare come esempio. Il fatto stesso che il PAESC della città di Padova sia stato premiato lo scorso anno come miglior PAESC dalla Commissione Europea ci dà il segno che c'è vitalità e ci sono buoni esempi, buone pratiche da seguire, c'è attenzione e c'è preparazione sul territorio. Probabilmente quello che manca sono la capacità di trasferimento di queste buone pratiche e migliorare, aumentare la capacità di azione invece dei comuni che non sono strutturati per portare lo sguardo al di là del quotidiano che sappiamo che tendenzialmente assilla i comuni, soprattutto in questa fase, in questo periodo. Vabbè, questa in estrema sintesi un po' di sfide, però direi che possiamo passare anche oltre. Ecco, da qui l'iniziativa. È un paio d'anni che si è iniziato a lavorare appunto per la costituzione di una cabina di regia nazionale, perché si è sentita la necessità di un intervento, appunto, di coordinare forze e risorse per cercare di dare un supporto che possa partire da un livello nazionale e possa raggiungere attraverso il programma del patto dei sindaci anche i territori. Cabina nazionale, il coordinamento nazionale che è formato da Enea, che è coordinatore nazionale del patto dei sindaci, però soprattutto sulla parte tendenzialmente di mitigazione, l'ufficio patto dei sindaci di Bruxelles per quanto riguarda il collegamento con le politiche europee, di cui è presente in sala Davide Cassamagnago, che è appunto il referente per l'Italia, e ISPRA, in particolare per quanto riguarda
la parte di adattamento qua, ben rappresentato da Francesca. Dallo scorso anno si è allargata diciamo, la platea degli interlocutori con cui questo coordinamento interagisce attraverso l'inclusione di RENEL, che è la rete nazionale delle agenzie energetiche locali, che raggruppa circa una decina di agenzie energetiche locali, e questo era un passaggio che, ragionando appunto insieme con gli altri colleghi, è un passaggio che abbiamo individuato come necessario per uscire dalla dimensione nazionale e riuscire a portare le elaborazioni che su scala nazionale è necessario trasferire poi ai comuni. L'iniziativa del coordinamento nazionale vuole muoversi tendenzialmente in due direzioni. Da un lato un'attività sul livello di governance, quindi sul definire qual è la strategia, la metodologia ottimale per favorire questo trasferimento, questa interlocuzione dal livello europeo al locale e ritorno, evidentemente. Quindi identificare quali possono essere gli elementi cardine per il funzionamento nello specifico del patto dei sindaci, però il patto dei sindaci visto appunto come strumento di trasferimento di politiche per la sostenibilità a livello locale. Dall'altro lato l'altra iniziativa è cercare di istruire alcuni strumenti che da un lato possano aiutare, supportare i comuni, facilitare il compito in quelle che sono le incombenze richieste dal patto dei sindaci, dal programma, e dall'altro definire alcuni strumenti che possano fornire diciamo uno standard, una standardizzazione di una serie di processi che per loro natura sono complessi e quindi istruiti potrebbe semplificare l'adesione al patto e soprattutto il suo avanzamento. La multilevel governance, ok, il passaggio, attualmente la multilevel governance era intesa in maniera lineare, quindi il passaggio a un livello nazionale che è il livello tendenzialmente ministeriale, che è referente per queste politiche, passando per il livello macro locale attraverso i coordinatori e i supporter, per arrivare fino al livello locale, fino ai comuni firmatari. Il passaggio che stiamo portando avanti appunto a livello di coordinamento è cercare di definire un nuovo modello di governance. Adesso chiedo scusa per l'immagine, è quella standard di Word, però l'idea era un po' questa: non può essere monodirezionale il trasferimento delle informazioni. Sono sicuramente dei livelli che si devono alimentare tra di loro. Adesso è uscita più grande l'ingranaggio del livello nazionale, probabilmente dal punto di vista meccanico questa potrebbe rivelare l'inerzia del livello e quindi ci sta. Però ecco, l'obiettivo principale del coordinamento è, come linea strategica per la roadmap di quest'anno e tendenzialmente anche del prossimo anno, è la riattivazione del livello macro locale. Quindi andare a risvegliare, nella presentazione precedente c'era la riattivazione, c'era la parola riattivazione di competenze locali. Ecco, un passaggio cruciale va necessariamente fatto a livello regionale, perché in regione ci sono da un lato tutta una serie di competenze dal punto di vista programmatorio e di indirizzo, dall'altro la disponibilità di risorse, di fonti e finanziamenti, e infine è l'elemento con una struttura con capacità tecniche e finanziarie per muovere attività sufficientemente vicino al livello locale. Quindi l'obiettivo principale per questo anno sarà
andare a individuare e riattivare i coordinatori locali attraverso delle iniziative. Abbiamo già fatto 2 webinar dedicati specificamente a coordinatori regionali del patto e a supporter locali del patto. Supporter, non sto a dirvelo, sono delle strutture non istituzionali che comunque si identificano come facilitatori per portare avanti il patto appunto su scala locale. Abbiamo fatto 2 webinar separatamente dedicati a coordinatori e supporter. Adesso avvieremo degli incontri regionali 1 a 1 con le regioni. Inizieremo nei prossimi 2 mesi con un primo slot di 8 regioni e consideriamo tendenzialmente per entro la fine dell'anno, all'inizio del prossimo, di concludere il giro. Chiaramente partiremo con quelle più attive e proattive, da cui raccogliere una serie di spunti e stimoli, andare a identificare quali possono essere gli elementi comuni, gli elementi di esperienza locale fatta dalle regioni più avanzate, diciamo, per poi vedere come ribaltarle sul territorio, sulle altre regioni. Dall'altro lato, capire anche quali sono le policy adottate a livello regionale sui temi di energia e sostenibilità, in particolare sul patto dei sindaci, e appunto per far sentire i coordinatori comunque centrali in questo ruolo di percorso di sostenibilità che ci deve portare alla decarbonizzazione dal 2050. Questa parte qua verranno concluse poi con 3 eventi dal vivo. Tendenzialmente stiamo ragionando di farli su scala macro regionale, quindi nord, centro e sud Italia, sia da un lato per favorire la parte di formazione e informazione attraverso le presentazioni, dall'altro per favorire, come in questa occasione, lo scambio di informazione e di conoscenza attraverso lo scambio diretto. L'intervento diretto, prego. Dal punto di vista tecnico, adesso vi presento, ve le cito e basta, perché sicuramente in un quarto d'ora non c'è la possibilità di raccontare col dovuto comodo, però 2 strumenti molto molto importanti che sono stati sviluppati in parallelo da Enea e da ISPRA. La prima è una piattaforma per la redazione dei PAES, quindi rimaniamo sulle attività di mitigazione, in cui è una piattaforma che ha lo scopo di semplificare la redazione dei PAES per quanto riguarda le azioni di mitigazione, definendo alcuni standard, mostrando una serie di buone pratiche e garantendo la possibilità di caricare i dati direttamente sulla piattaforma che è sviluppata grazie a questo programma ESPA, Energia e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione, quindi a disposizione dei singoli comuni, che ha il duplice scopo. Da un lato i comuni possono caricare i dati e possono utilizzare questo strumento come appunto semplificatore di tutta la parte di stesura di un PAES e del suo successivo monitoraggio, quindi lavorando con uno strumento che nasce appunto per questo, di facilitatore. Dall'altro lato, a livello invece di coordinamento, quindi a livello regionale, provinciale o regionale, può dare la possibilità di aggregare i dati su scale mano a mano superiori per facilitare poi la valorizzazione di tutti gli interventi portati sul territorio. La piattaforma precedente verrà rilasciata in giugno, mentre questa seconda piattaforma, che cito e basta perché appunto è sviluppata da ISPRA su tutte le tematiche riguardanti clima e adattamento. Ecco, la novità della giornata è che è online la piattaforma, quindi questa è una slide di giovedì era ancora
non era ancora chiaro quando sarebbe stata rilasciata, oggi è stata rilasciata, quindi sicuramente sul sito ci sarà una quantità di informazioni decisamente più articolata. E, bene, con questo ho concluso, vi ringrazio. Grazie dottor Colasuonno. Io ora lascio la parola al professor Francesco Musco, professore ordinario di Tecnica e Pianificazione Urbanistica al Dipartimento di Culture del progetto dell'Università UAV di Venezia, architetto e urbanista, dottore di ricerca in Analysis and Governance for Sustainable Development del 2007. Dirige il corso di laurea magistrale in pianificazione e politiche per la città, il territorio e l'ambiente. Il suo intervento ha come titolo Cambiamenti climatici e città, ricerca e sperimentazione. Prego. Grazie Assessore, grazie al Comune di Padova. Chi che manovrate voi facendo... Ok, benissimo. Andiamo avanti anche abbastanza veloce perché tanto, come dire, ha più un ruolo di accompagnamento a una riflessione. Il tema ovviamente è tutto quello della relazione tra città e cambiamento climatico, come dire, un lavoro che ormai portiamo avanti da un decennio all'interno del gruppo di lavoro presso l'Università UAV di Venezia, e con supporto e sperimentazione all'interno di diversi quadri europei in termini di strumenti a supporto anche dell'integrazione, se vogliamo, tra anche il passaggio tra mitigazione e adattamento. In questo chiaramente uno scenario di riferimento che già i colleghi ci hanno anche delineato diventa assolutamente fondamentale, cioè tutto ciò che può essere sviluppato all'interno dei territori e delle città in termini di integrazione della dimensione climatica, anche se vogliamo in una dimensione di prospettiva, di trasformazioni fisiche che diventano sempre più essenziali, specialmente se lo scenario atteso è ancora, come dire, in divenire e ancora da definire rispetto anche a quanto l'International Panel for Climate Change ci ha definito anche nell'ultimo rapporto, in cui, come dire, gli scenari di prospettiva sono assolutamente, come dire, gravi in termini di prospettiva, e sicuramente questo avrà un impatto sulle aree urbane e sui territori in generale assolutamente rilevante. Il patto dei sindaci che già c'ha anche il collega Colasuonno di Enea ci ha ben presentato, come dire, aperto negli ultimi anni soprattutto alla dimensione anche della relazione tra mitigazione e adattamento, e questo diventa importante anche perché questo permette una dimensione anche di entrare in una dimensione di monitoraggio e anche di accountability che è tipica della dimensione energetica anche nella dimensione dell'adattamento, cosa che diventa più complessa perché implica sicuramente trasformazione di scala territoriale, ma che sicuramente può dotarsi anche in questo caso di diversi strumenti di riferimento. Io vi faccio vedere, come due esempi, una su scala territoriale, poi uno più su scala locale, del ragionamento che si può fare proprio nell'integrazione nella dimensione di adattamento all'interno degli strumenti. Una sperimentazione trasfrontaliera che si è appena chiusa, tra l'altro riprendendo proprio la dimensione del SECAP, quindi dell'adattamento all'interno degli strumenti di area vasta. Un tentativo che abbiamo fatto è quello di definire anche una serie di metodologie per cercare di definire come attuare una strategia di adattamento sulla scala territoriale di area vasta in una dimensione trasfrontaliera. Una serie di casi ed esperienze italiani e sloveni, quindi abbiamo lavorato soprattutto nella dimensione dell'Alto Adriatico, dei territori di Alto Adriatico, tenendo assieme la dimensione diciamo di driver climatici diversi che vanno dai temi dell'urban flooding, quindi guardando soprattutto a quello che succede a Venezia, ma poi in diverse aree costiere del Friuli Venezia Giulia fino ad arrivare alla Slovenia, tutti i temi delle ondate di calore urbano e delle isole di calore urbano sia sulla scala metropolitana veneziana che anche in questo caso con un raffronto sul sistema dell'Alto Adriatico, fino ad arrivare invece a attività, come dire, di attenzione sulla scala sovralocale. Da questo, come dire, andiamo pure avanti, ne sono emersi, costruiti una serie di atlanti conoscitivi
che di fatto sulla scala territoriale di area vasta provano a indicare, come dire, in una dimensione ampia il tema da un lato quello del tema delle ondate di calore urbano e quindi della formazione di isole di calore, cercando di capire in che modo il driver climatico possa avere una dimensione e una relazione diretta anche sulla forma e la struttura delle aree urbane, in che modo queste possono essere, come dire, anche adattate per ridurre la sensitività e incrementare anche la cosiddetta capacità adattiva dei sistemi urbani rispetto al diverso driver e hazard climatico, fino a tutti i temi che riguardano più gli aspetti del flooding, che riguardano soprattutto aree che non sono necessariamente di carattere costiero, ma riguardano anche aree più interne, se vogliamo, ma che sicuramente nella dimensione, come dire, del sistema metropolitano che va da Venezia fino ai confini con la Slovenia, assume, come dire, una serie di risultati, come dire, tangibili anche in una dimensione, come dire, di area vasta, che ci permettono da un lato di restituire anche dei risultati avanzati in termini di analisi morfologiche e geostatistiche, in termini all'impatto per esempio delle ondate di calore urbano, delle isole di calore urbano sui diversi sistemi territoriali di area vasta, fino ad arrivare poi anche alla capacità di definire quella che possiamo definire la cosiddetta exposure, l'esposizione rispetto ad una dimensione che è da un lato di fisicità del territorio, ma dall'altro anche cercando di capire in che modo gli strumenti di governo di area vasta possano in qualche maniera farsi carico anche di soluzioni di intervento che riguardino diverse tipologie di tessuto territoriale. Da questo punto di vista l'integrazione con gli strumenti può essere assolutamente fondamentale, certo che questo deve cercare di tenere presente e in considerazione le diverse tipologie di tessuto urbano, anche sulla scala, come dire, fuori dalle città, quindi la dimensione urbana che va al di là delle città, quindi tutti i temi dell'urbano discontinuo, tutti i temi delle aree produttive, commerciali e industriali, tutti i temi infrastrutturali, tutti i temi legati alle reti stradali e ferroviarie, tutti i temi legati in qualche maniera anche a in che modo questo tipo di strutture e infrastrutture possano avere una reattività diversa rispetto ai driver di acqua e calore in eccesso che possono, come dire, agire sui diversi contesti territoriali. Da questo, come dire, nascono una serie di schede, anche di indicazioni che riguardano soprattutto i livelli di vulnerabilità di suolo in termini di copertura del suolo, e quindi da questo ne emergono una serie di schede di indirizzo che guardano sicuramente da un lato l'estremizzazione della vulnerabilità da isole di calore urbano e il tema della percentuale di territorio vulnerabile alle ondate di calore e la distribuzione dei livelli di vulnerabilità sulle varie zone considerate. Andiamo pure avanti, insomma, sono esempi abbastanza veloci, e da questo, come dire, ne emergono tutta una serie di atlanti legati anche alla definizione di classi di vulnerabilità, anche in una prospettiva di scenario emergenziale, perché il tema è chiaramente lavorare sulla dimensione di medio periodo e quindi l'inserimento negli strumenti delle strategie e delle azioni di calmierazione, ma contemporaneamente capire in che caso di emergenza, situazioni quindi di ondate, in questo caso di calore estremo in periodi molto limitati di tempo, possono trovare anche una risposta rispetto a una dimensione emergenziale. Andiamo pure avanti, il tema invece dell'urban flooding, che chiaramente, se guardiamo il caso di Venezia, risulta assolutamente rilevante, ma non solo nella laguna, anche nell'entroterra, perché chiaramente i temi di flooding sono di nature completamente diversi, ma diciamo competono e reagiscono all'interno della stessa area territoriale. Andiamo pure avanti, da tutto questo, come dire, ne escono, come dire, un manuale che è appena stato, come dire, licenziato pubblicamente, che riguarda proprio a come integrare i quadri della conoscenza all'interno degli strumenti di supporto alle decisioni, sia in una dimensione di riduzione
delle emergenze che a un incremento della sicurezza. Andiamo pure avanti, una serie di altri strumenti specifici riguardano proprio esattamente il quadro, come dire, di contenuto di queste strategie di livello territoriale, che riguardano i temi dell'aggiornamento chiaramente dei quadri di conoscenza, il miglioramento della sicurezza e della gestione delle emergenze, la protezione delle zone costiere, la riduzione degli rischi climatici per le città e anche in relazione ai servizi economici e ai sistemi economici, la riduzione di consumo di suolo come interfaccia o come uno degli obiettivi di base, e la riduzione dei rischi di impatti sui sistemi agro-rurali e boschivi, e tutto il tema chiaramente del mantenimento della condizione di biodiversità. Da questo si scende di scala, e scendere di scala in una dimensione di area vasta significa anche cercare di capire come nelle diverse città, nei diversi comuni di scale diverse e di nature diverse, anche dal punto di vista giuridico, istituzionale, sia possibile, come dire, in qualche maniera identificare, come dire, azioni e interventi possibili che tengano a sistema tra di loro la dimensione della governance alle diverse scale, quindi dal nazionale al locale, passando per i sistemi regionali, e capire in che modo sia possibile di fatto rispondere a driver climatici ed hazard climatici differenti, che vadano dai temi del flooding, dai temi dell'isola di calore urbano e dai temi anche chiaramente dello scioglimento anzitempo dei sistemi nevosi, se guardiamo soprattutto all'arco alpino che unisce Italia con la Slovenia, in particolar modo in questa logica intergeografica e transpaese. Il tema poi, come dire, chiaramente genera tipologie di interventi possibili, fino a ascese di scale che ad esempio possono portare, come dire, dalla prospettiva nel capire in che modo integrare negli strumenti di adattamento, anche siano questi cogenti perché delineati all'interno degli strumenti di governo del territorio, oppure non cogenti e quindi all'interno più degli strumenti guida, ad esempio quelli del patto dei sindaci, se sia possibile, come dire, integrare delle soluzioni di scala urbana che poi possono avere delle nature specifiche anche relativamente, andiamo pure avanti, faccio vedere solo un esempio su Padova, anche per dare poi connessione al programma Veneto Adapt, che in realtà, come dire, ha portato alla costruzione andiamo pure avanti, di linee guida operative per la riduzione dei rischi per i problemi legati al drenaggio urbano, in un'ottica però di tecnica di pianificazione urbanistica. Anche in questo caso ne è emerso costruito un lavoro che ha portato alla costruzione di un grande quadro conoscitivo di differenziazione delle aree urbane di Padova, quindi dividendole di fatto sia per tipologia dello spazio che per localizzazione, e da tutto questo ne sono nate delle linee di indirizzo operative, molto operative in alcuni casi, che provano a identificare quali soluzioni possibili sia possibile disegnare anche dal punto di vista operativo, per la definizione, come dire, di elementi che possano contribuire sulla scala locale e anche sulle microscale di interventi di calibrazione, in questo caso dell'acqua in eccesso. Sicuramente le tecnologie pensate e messe a sistema non sono di per sé una novità, la novità è perché, come dire, le tecniche di calmierazione dell'acqua, di permeabilità, di riduzione di sistemi dei paving sono note dal punto di vista tecnologico. Quello che è assolutamente necessario come passaggio però è quello di riuscire a mettere a sistema queste soluzioni in una dimensione, come dire, qua ci fermiamo, di tecnologie e dispositivi che possano rispondere a seconda della tipologia di parte della città di cui ci stiamo occupando, e giustamente questo è stato fatto su Padova, ma può avere una sua replicabilità anche in condizioni di altre aree urbane, ma che mettano a sistema da un lato i dispositivi e le tecnologie utilizzabili con le diverse aree della città, fino al tipo, come dire, di co-benefici che l'uso di queste tecnologie sulla scala urbana possono generare. Ovviamente,
questa è solo una finestra di possibili, come dire, interventi, ma che poi, come dire, poi probabilmente i colleghi che racconteranno il programma Veneto Adapt ha portato, come dire, alla definizione di soluzioni di natura molto diversa, ma che tendono sempre a tenere assieme la dimensione della sperimentabilità, come quella che è tipica del programma del patto dei sindaci, alla dimensione operativa che può portare da quei risultati anche all'integrazione con strumenti di governo e di pianificazione ordinaria e settoriale delle amministrazioni locali. Io qui mi fermo, così non dire anche concentrando, come dire, la riflessione, e lascio la parola ai prossimi relatori. Grazie professor Musco. Io ora lascio la parola alla dottoressa Francesca Giordano per il suo intervento i progetti di adattamento finanziati dal bando MITE. Francesca Giordano è responsabile della sezione sulle valutazioni ambientali nelle aree urbane di ISPRA, da molti anni impegnata in particolare sul tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Prego. Grazie, intanto ringrazio il Comune di Padova per l'invito. Finalmente ho avuto la possibilità di vedere Padova, città meravigliosa, anche se l'ho vista molto velocemente. Mi sentite? Ok, io per complicare le cose ho le slide animate, quindi sarà ancora più complicato andare avanti. Allora, andiamo avanti. Allora, io presento il programma sperimentale appunto promosso istituito dal Ministero della Transizione Ecologica e pubblicato nell'aprile 2021, quindi ormai è un pochino più di un anno che è stato pubblicato. Un programma promosso da un decreto direttoriale della DG allora sul clima, energia e qualità dell'aria. Nel frattempo il Ministero ha subito una riorganizzazione, quindi ora la direzione generale competente è un'altra. Vai pure avanti. L'obiettivo principale di questo programma sperimentale è quello di aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi generati dai cambiamenti climatici. Che cosa significa? Vai pure tre volte, ok, grazie. Intanto resilienza, chiariamo di che cosa parliamo. Parliamo della capacità quindi dei sistemi insediativi di rispondere, fronteggiare le minacce derivanti dai cambiamenti climatici, e questo programma sperimentale si focalizza fondamentalmente su 3 driver climatici, 3 hazard, 3 pericoli di natura climatica. Le ondate di calore, abbiamo già sentito parlare dai colleghi precedenti un po' di quelle che sono le minacce più importanti per le nostre città: ondate di calore, precipitazioni estreme, quindi eventi le cosiddette bombe d'acqua, eventi di precipitazione molto, molto intensa, concentrate in periodi molto brevi, e episodi di siccità. Poi le città italiane sono anche soggette ad ovviamente altre problematiche, in primis sicuramente quello dell'innalzamento del livello del mare, che però non è stato compreso in questo programma. Andiamo pure avanti. Quali sono fondamentalmente le caratteristiche di questo bando? Intanto tengo a precisare che è il primo bando in assoluto in Italia che promuove finanziamenti sull'adattamento ai cambiamenti climatici, quindi ovviamente è molto importante da questo punto di vista sottolineare questa cosa. È un programma sperimentale che quindi finanzia interventi che fungeranno un pochino da esempi nelle varie città e speriamo possano essere replicati poi in altre realtà. È indirizzato ai comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti, che in Italia sono 103, e ha un budget complessivo di circa 80 milioni di euro, che sono stati ripartiti tra queste, diciamo idealmente, tra queste 103 comuni, considerando appunto un 40% dedicato ai capoluoghi delle città metropolitane, un 30% ai comuni con popolazione maggiore di 100.000 abitanti e un 30% ai comuni compresi tra i 60.000 e i 100.000. Che cosa significa? Che i comuni non erano in competizione tra di loro, ma ad ognuno era stato preallocato un certo quantitativo di finanziamenti.
allocato sulla base di una quota fissa, una quota legata alla popolazione del comune e una quota legata alla superficie comunale. La durata di questo programma è 2 anni, a partire dall'erogazione dei finanziamenti che non è ancora partita, Daniela mi confermi, poi vi dirò perché. Ammissione, ovviamente ci sono vari criteri di ammissione, ma fondamentalmente quello che interessava era diciamo, dare la possibilità ai comuni italiani soggetti a questi rischi di accedere a queste fonti di finanziamento, dimostrando quali erano le problematiche che erano occorse nelle città. Quindi non si è chiesto valutazioni di vulnerabilità, di rischio, scenari climatici futuri, ma fondamentalmente una dimostrazione di quali erano le problematiche che si erano già verificate sui territori. Andiamo pure avanti. Allora, le tipologie di intervento, facciamole pure tutte e tre, grazie, così semplifico. Le tipologie di intervento che sono previste sono fondamentalmente 3 tipologie, che sono un po' le classiche 3 tipologie di interventi in cui vengono suddivise le azioni di adattamento. Innanzitutto quelle verdi/blu, per un totale del 50%, quindi il progetto del comune deve contenere un 50%, quindi allocare un 50% delle risorse a interventi verdi o blu. Quindi interventi, misure che utilizzano la natura e tutti i benefici prodotti dalla natura e i servizi ecosistemici per mantenere i processi ecologici, per affrontare e mitigare gli eventi meteorologici estremi o gli effetti delle ondate di calore. Poi ci sono gli interventi grei o grigi, ai quali è stato attribuito un tetto massimo del 30%, che sono fondamentalmente azioni di tipo infrastrutturale, tecnologico, quindi interventi veri e propri, per arrivare infine alle misure soft per un 20%, che sono quindi misure dedicate al rafforzamento delle conoscenze, anche delle competenze dei comuni che talvolta, diciamo, non possono contare su competenze già forti su questo tema. Questo sappiamo che è un problema atavico di molte amministrazioni pubbliche. Anche perché questo è un tema, diciamo, continuiamo a dire nuovo, non è più un tema nuovo, però per certi versi ancora lo è, nel senso ora siamo in una fase in cui passiamo un po' dalla teoria alla pratica, almeno con questo bando. E quindi misure di natura giuridico-politica, di formazione, sensibilizzazione, aumento azioni di capacity building, quindi di rafforzamento delle capacità, sistemi di monitoraggio e così via. Andiamo pure avanti. Ora passerei in rassegna un pochino velocemente quelle che sono tutte le tipologie, all'interno di queste tipologie, le tipologie di intervento previste, a partire dalla realizzazione di spazi verdi in ambito urbano o di forestazione periurbana funzionale a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Sono interventi che si rivolgono fondamentalmente al driver, all'hazard, ondata di calore e precipitazioni intense, estreme, diciamo, e che quindi si rivolgono, sono finalizzate ad aumentare quella che è la quota del verde urbano e periurbano nelle nostre città, facendo, leva su quelle che è la capacità del verde di calmierare, mitigare le temperature degli ambienti circostanti, ma anche quella di favorire il deflusso idrico superficiale e l'assorbimento dell'acqua nel terreno. Andiamo pure avanti. Altri interventi che sono previsti nella categoria green e blu sono l'utilizzo di materiali riflettenti, basso assorbimento di calore, per usi orizzontali e verticali, ad esempio pavimentazioni, arredo urbano, strutture ombreggianti. Di fatto queste si collocano a metà tra le infrastrutture, tra gli interventi grigi e verdi. Si è deciso di collocarle qua, in realtà contengono anche una buona componente, infrastrutturale, perché parliamo di utilizzo di materiali, ad esempio riflettenti, pavimentazioni da utilizzare ad esempio nelle piazze, anche qua per far fronte a quelle che sono le temperature molto elevate che si possono creare nelle piazze in occasione di periodi di ondata di calore. Andiamo pure avanti. Sempre su questa categoria ci sono invece interventi
diciamo di edilizia climatica, tetti e pareti verdi. Ovviamente conosciamo tutti l'esempio del bosco verticale. Si è discusso tanto su quelli che sono i costi e benefici anche di questo esercizio del bosco verticale, ma senz'altro anche in questo caso barriere alberate ombreggianti, sistemi di coibentazione e tanti altri interventi che anche in questo caso sono utili per fronteggiare quelli che sono gli effetti derivanti dalle ondate di calore, in particolare rendere i nostri edifici, le nostre abitazioni più resilienti rispetto a quelle che sono le elevate temperature e quindi agevolare quello che è il comfort termico degli edifici in cui abitiamo o in cui lavoriamo e anche in questo caso mantenere le temperature, gli ambienti più freschi nei periodi estivi più caldi. Andiamo pure avanti. Invece altri interventi che coinvolgono l'utilizzo della risorsa idrica, e in questo caso quindi sono interventi rivolti a fronteggiare gli eventi periodi siccitosi e quindi sono finalizzati alla raccolta delle acque meteoriche con depurazione e accumulo, finalizzato ovviamente al riciclo per usi di vario tipo, come può essere l'irrigazione in agricoltura. Andiamo pure avanti, cerco di accelerare un pochino. Altri interventi sempre della categoria blu, anche in questo caso diciamo in un'ottica di città circolare, quindi cerchiamo di coniugare anche un po' tutti questi concetti, città resiliente ma anche città circolare, quindi dove si ricicla, riutilizza l'acqua, la si depura, la si utilizza per altri impieghi che appunto possono essere agricoltura ma possono essere lavaggio stradale, l'irrigazione di parchi e giardini, anche usi ornamentali in alcune piazze, ad esempio, dove possono aumentare, anche in questo caso, migliorare il microclima degli spazi pubblici. E quindi anche in questo caso diciamo, l'obiettivo è fronteggiare ondate di calore o siccità. Andiamo pure avanti e passiamo agli interventi grigi, quindi quelli di natura un pochino più tecnologica, che fondamentalmente sono finalizzati a rendere più permeabili i nostri territori, perché sappiamo bene, Francesco prima accennava al problema del consumo di suolo, che è ovviamente uno dei problemi principali delle nostre città, che ormai asfaltate, cementificate, non consentono più al suolo di assorbire questi enormi quantitativi di acqua che con il cambiamento climatico si riversano sul territorio con queste fantomatiche bombe d'acqua. Quindi in questo caso abbiamo alcuni esempi: creazione, ampliamento, rifacimento di aree pedonali, parcheggi, bordi stradali, percorsi dove si va a depavimentare, quindi togliere l'asfalto e a riconsegnare al territorio quella che è la sua capacità di assorbire l'acqua. Andiamo pure avanti. E infine quella che mi sembra un po' essere la categoria un po' più futuristica, mettiamola così, che prende un po' ispirazione da alcuni esempi che provengono anche dal nord Europa, Rotterdam in particolare, insomma alcune città che lavorano per diventare climate proof, quindi a prova di clima, e quindi con la sperimentazione di spazi pubblici, ad esempio le cosiddette piazze d'acqua, che sono piazze, quindi spazi ricreativi per la maggior parte dell'anno, ma quando è necessario si trasformano in veri e propri spazi per la raccolta d'acqua, quindi per mitigare quello che può essere l'effetto delle alluvioni, quindi precipitazioni intense, allagamenti, eccetera. E quindi però anche poi favoriscono quella che è la raccolta d'acqua per poter essere utilizzata, ad esempio, nei periodi siccitosi. Quindi anche qua si cerca di lavorare un po' in sinergia rispetto a quelli che sono tutti i pericoli di natura climatica. Andiamo pure avanti. Misure soft, come dicevamo, si passa da migliorare le conoscenze, ad esempio con la costituzione di nuove banche dati. Mancano le banche dati, manca
una conoscenza vera e propria. Di questo ci siamo resi conto all'atto del bando, perché molti comuni non avevano la possibilità, diciamo, facile di dimostrare veramente di aver subito dei danni, ad esempio da precipitazioni estreme. Quindi dobbiamo costruire delle banche dati, dobbiamo rafforzare i sistemi di monitoraggio, dobbiamo continuare a redigere strumenti di pianificazione. Ovviamente uno dei primi esempi è ovviamente il PAESC, quindi anche il programma prevede una parte di finanziamento dedicato proprio alla promozione di questi piani. Aumentare la capacità previsionale. Dicevamo che i comuni hanno avuto accesso a questo bando grazie alle conoscenze di ciò che è successo, ma dobbiamo anche capire che cosa potrà succedere e quindi imparare a prevedere meglio quello che sarà il clima di domani. E infine iniziative di sensibilizzazione e formazione, queste diciamo non bastano mai. Andiamo pure avanti. Questa è una mappa per farvi un po' rendere conto di quelli che sono stati i comuni che hanno aderito a questa iniziativa, da nord a sud. Più o meno abbiamo una copertura, direi, abbastanza totale, forse un pochino più a nord, ma anche centro-sud si è diciamo, mostrato parecchio interesse. Peccato che non tutte le città hanno aderito, quindi non hanno usufruito di questa opportunità. Ecco, questo può essere, diciamo, un'occasione persa, un'opportunità persa. E ovviamente tra queste c'è anche Padova, che risulta tra i comuni che ha già ricevuto diciamo, non la prima erogazione, ma comunque conferma di approvazione del progetto. Andiamo pure avanti. Vado verso la conclusione. Diciamo, il decreto prevedeva l'istituzione di un tavolo di monitoraggio supportato da un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti dei 3 soggetti che hanno contribuito all'elaborazione di questo bando, e quindi in primis il Ministero della Transizione Ecologica con il supporto tecnico di ISPRA e anche con il supporto di ANCI. Fondamentalmente il tavolo di monitoraggio quale ruolo sta avendo? Quello di valutare le schede progetto che sono arrivate dai comuni e redigere quello che è l'elenco di comuni ammissibili. Poi vi dirò a che punto siamo per concludere un po' questo percorso. Il supporto alla direzione del Ministero competente per la verifica della documentazione che via via verrà prodotta nel corso di questi 2 anni, ovviamente il monitoraggio del programma, che è la fase, non dico più importante, ma sicuramente fondamentale, perché ci consentirà di capire dove si è sbagliato, dove si può migliorare, qualora i comuni intendano poi replicare queste esperienze. Andiamo avanti. Ecco qua, andiamo proprio fino alla fine ok, grazie, perfetto. Questo è un po' il percorso che fino ad oggi è stato compiuto. Siamo partiti, abbiamo detto ad aprile è uscito il bando, ci sono stati alcuni mesi per i comuni per partecipare fino a settembre, direi, del 2021. Dal settembre a novembre 2021 è stato dato avvio alla valutazione delle schede progetto. Già nel novembre sono state richieste alcune integrazioni ai comuni, quasi tutti i comuni, più o meno integrazioni più o meno importanti e significative per completare la documentazione, e poi via via, diciamo, c'è stato un po' un avvio di un confronto con i vari comuni per arrivare ai giorni nostri, diciamo, ai momenti, diciamo, appunto al mese di aprile, in cui alcuni comuni hanno già ricevuto un'approvazione e alcuni stanno piano piano completando la documentazione. Quindi nei prossimi settimane, mesi, ovviamente poi sarà il Ministero a redigere l'elenco finale e verrà prodotta l'elenco finale dei comuni ammissibili. Andiamo pure avanti. Considerazioni finali velocissime, solo perché siamo in una fase iniziale, quindi per ora le considerazioni sono semplicemente dovute a
una valutazione su come si sono mossi i comuni fino ad ora per promuovere, per presentare queste schede progetto. I comuni ovviamente, come già si sapeva, sono in situazioni molto diverse sia a livello di competenze su questo tema, ma anche di conoscenza di questo tema, quindi partiamo da situazioni molto eterogenee, con comuni che sono molto all'avanguardia, non perché siamo a Padova, ma sicuramente Padova è uno di questi, e altri che sono stati accompagnati dal tavolo di monitoraggio in questi mesi per cercare di allinearsi, inquadrare bene la tematica, che spesso viene confusa con le politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici. In sintesi, gli strumenti, anche come dicevano i miei colleghi precedenti, già esistono per far sì che l'ecosistema urbano possa essere trasformato e adattato a quelli che sono i pericoli di natura climatica, e questi interventi possono avere dei benefici multipli, quindi non solo ambientali ma anche sociali ed economici. Pensiamo ad esempio a questi spazi ricreativi che dicevamo prima. Ma attenzione a quelli che sono gli effetti anche negativi di questi interventi, perché sono interventi che da una parte agiscono sull'adattamento, ma in un'ottica complessiva di sostenibilità dobbiamo considerare tutti quelli che sono gli effetti collaterali che potrebbero derivare da essi. Un esempio possono essere le emissioni di CO2, ma anche il consumo di suolo, ciclo idrico e ciclo dei rifiuti, tanto per fare degli esempi. L'attività di sperimentazione è fondamentale, ma come ripeto, come ho già detto, il monitoraggio sarà importantissimo per capire sia l'efficacia di questi interventi, quindi l'efficacia effettiva, e sia quello che ci servirà per rendere migliori questi interventi qualora vogliano essere replicati in altre realtà. E qui vi saluto. C'è l'ultima slide dove ringrazio anche i colleghi di ANCI e del Ministero della Transizione Ecologica e di ISPRA ovviamente. Grazie alla dottoressa Giordano. Invito ora Daniela Louise a salire sul palco. Se la lasciamo solo sul palco. È la responsabile dal 2001 dell'Ufficio Informa Ambiente, che si occupa di promuovere e gestire i percorsi di educazione ambientale e di Agenda 21 a Padova. Ha partecipato ai vari tavoli di lavoro nazionale su acquisti verdi, contabilità ambientale e consumi sostenibili. Ha gestito numerosi progetti europei per il Comune di Padova, in particolare il progetto Life Veneto Adapt, su cui appunto verterà la presentazione di oggi, ed è la direttrice anche del coordinamento Agenda 21. Prego Daniela. Mi senti? Eccolo. Salve a tutti. Sì, io ho il compito di presentarvi il progetto Life Veneto Adapt, che è stato più volte citato e che si è concluso a dicembre. Ha coinvolto varie città del Veneto. L'obiettivo era proprio quello di lavorare in un territorio omogeneo per riuscire a trovare un metodo di lavoro da poter condividere con altre città, con altri territori. E quindi la sperimentazione, come dicevo, ha riguardato varie città del Veneto, appunto Padova come capofila, e poi Treviso e Vicenza, e l'Unione dei Comuni del Medio Brenta, la città metropolitana di Venezia, che ha coinvolto tutte le città del proprio territorio, e poi avevamo degli organi, dei soggetti tecnici, lo UAR di Venezia, Sogesca SRL, che è una società di ingegneria, e il coordinamento delle Agende 21 locali come soggetto che si è occupato della comunicazione e del percorso partecipativo nell'ambito dei PAESC. Il progetto ha seguito varie fasi, tra l'altro è durato anche 1 anno e mezzo in più causa Covid, abbiamo avuto dei rallentamenti, ma questo ci ha permesso anche di radicare, devo dire la verità, il nostro percorso.
Bene, ve li presento velocemente perché è anche giusto capire, è stato un po' un percorso di crescita che abbiamo fatto e di confronto che è stato molto molto utile. Da un lato abbiamo lavorato sulla mappatura degli stakeholder locali, che è stata utile anche per capire le dinamiche e i soggetti coinvolti sui vari temi che poi saremmo andati ad affrontare lungo il progetto, quindi tutti i soggetti che si occupano in qualche modo di gestione dell'energia, quindi lato mitigazione, ma anche quei soggetti che si occupano di gestione del territorio, intervento in caso di eventi climatici estremi, quindi tutto l'aspetto e tutti i soggetti che nel territorio si occupano di più temi legati all'adattamento ai cambiamenti climatici. L'altro aspetto, l'altra fase è stata quella dell'analisi degli impatti dei cambiamenti e delle vulnerabilità. No, scusa, muovo troppo le mani. La redazione, poi abbiamo lavorato per un lungo periodo alla redazione del PAESC e contemporaneamente alla definizione del sistema di monitoraggio. È stato più volte citato, ma è fondamentale per riuscire a capire l'impatto poi di quelle che sono le azioni che si andranno a realizzare. Ma come diceva anche Francesca nel suo intervento, è anche fondamentale per riuscire a comunicare all'esterno quelli che sono i reali impatti che si riesce a ottenere con gli interventi e anche per capire se quegli interventi, così come sono stati pensati, possono essere decisamente utili per il territorio. L'altro aspetto è stato la redazione di linee guida per la gestione dell'adattamento nei piani e nei programmi. Ovvio, tutti i progetti europei in qualche modo lavorano su questo, ma hanno un po' il compito, no, di redigere delle linee guida finali, ma devo dire che queste alla fine sono diventate delle linee guida molto molto utili e che possono essere prese e copiate da qualsiasi città. Poi avevamo anche dei progetti pilota, quindi ognuna delle città aveva un progetto pilota da realizzare e che poi vedremo e ovviamente l'impegno alla replicabilità del metodo del nostro progetto, quindi il coinvolgimento di altre città a seguire il nostro percorso e a replicarlo utilizzando parti del nostro progetto. E questa, come vedete, è solo un esempio della mappatura e quindi degli stakeholder attraverso appunto un'analisi della governance all'interno del territorio. L'abbiamo fatto andando a individuare tutte le diverse categorie di stakeholder e quindi riuscendo ad essere molto decisivi. E c'è un'analisi di questo tipo per ogni tipo di problema e vulnerabilità che noi abbiamo sviluppato. Tutti questi documenti sono disponibili online nel sito del progetto. E questa è poi una rappresentazione, diciamo, delle due tipologie di rischio. Qui abbiamo Padova, ma ce n'è una per ogni città del territorio, scusate, città che ha partecipato al progetto. È l'inventario delle vulnerabilità e dei rischi tipici della nostra città che ci ha permesso poi di capire esattamente come andare ad agire nei nostri PAESC che successivamente sono stati redatti. L'altro aspetto fondamentale che è stato realizzato in un'analisi iniziale è stato quello di andare a capire quante erano le misure di adattamento ai cambiamenti climatici già presenti nei piani che le città stavano realizzando, quindi il piano regolatore piuttosto che il regolamento edilizio, piuttosto che il piano della mobilità. E abbiamo individuato ben 630 misure di adattamento complessivamente nell'ambito del progetto che già venivano realizzate nelle città. Cosa abbiamo fatto? Le abbiamo fatte emergere e da lì siamo partiti per poi andare a individuarne altre successive e magari più dettagliate.
Prego. L'altra analisi che abbiamo effettuato, mentre per la mitigazione diciamo c'è più esperienza e quindi tutti, bene o male, tutte le città avevano già il PAES, quindi si trattava di effettuare un monitoraggio, un nuovo inventario delle emissioni. Per l'adattamento invece si partiva più arretrati, alcune esperienze in Italia c'erano, ma ancora non si capiva bene come impostare il lavoro. Da una riflessione appunto tra i partner abbiamo deciso che un piano di adattamento per essere efficace doveva avere almeno queste 7 azioni che abbiamo definito qualificanti, che sono l'aggiornamento del regolamento edilizio e del piano degli interventi, ovviamente andando a individuare quelle che sono le azioni, le indicazioni specifiche per introdurre l'adattamento nel proprio territorio, la riduzione del rischio idraulico, quindi redazione di piani e regolamenti per la riduzione del rischio idraulico e della pianificazione delle opere idrauliche, la revisione del piano comunale di protezione civile andando a inserire i nuovi rischi climatici. Spesso i piani di protezione civile ancora non prevedono questo aspetto, cioè viene previsto l'intervento dopo l'evento climatico estremo, ma non l'individuazione della vulnerabilità e quindi del rischio, la forestazione urbana, l'istituzione dell'ufficio resilienza, un altro degli aspetti estremamente fondamentali a livello organizzativo per riuscire a lavorare bene nel territorio per l'adattamento ai cambiamenti climatici, il monitoraggio dei dati climatici ovviamente e eventualmente, ma per noi ugualmente importante, il raffrescamento delle aree a parcheggio superiore ai 1000 metri quadri almeno, possibilmente anche dopo. Abbiamo poi elaborato una scheda tipo per la raccolta di tutte le azioni di mitigazione e adattamento. È una scheda unica nella quale è possibile scegliere, andare a individuare se è un'azione di mitigazione o di adattamento. Noi sappiamo però che alcune azioni agiscono sia sulla mitigazione che sull'adattamento e quindi abbiamo preferito scegliere una scheda unica. E abbiamo la scheda ha l'aspetto della descrizione ma anche dei costi e soprattutto vi indico gli indicatori per il monitoraggio. Questo è un aspetto fondamentale. Prego. E questi sono i risultati complessivi dei nostri PAESC. Come vedete appunto tutti sono stati redatti, la città metropolitana di Venezia ha avuto 22 comuni che hanno redatto il proprio PAESC seguendo il nostro progetto e quindi per questo vedete i risultati appunto di così alte azioni. Prego. Una parola sul monitoraggio. Abbiamo lavorato perché in ogni scheda ci fosse un indicatore di risultato e un indicatore di impatto in modo da seguire anche le indicazioni dell'Europa, ma sappiamo che è anche fondamentale avere questi 2 tipi di indicatori per riuscire a capire esattamente i risultati delle nostre azioni e abbiamo in alcuni casi anche indicatori socio-economici, in particolare Padova ha fatto anche un'analisi dell'impatto socio-economico del proprio PAESC. Prego. Come dicevo prima, abbiamo redatto delle linee guida che sono disponibili online, in cui c'è tutto il percorso che abbiamo seguito e, come dicevo, è facilmente replicabile. E qui siamo alle azioni pilota. Padova ha realizzato un lotto del Parco del Basso Isonzo, che è un parco agricolo in città, e quindi realizzando degli interventi di nature-based solutions. Treviso invece ha sistemato un canale che era tombinato all'interno della città e quindi si è trattato di una sistemazione idraulica.
Anche Vicenza ha realizzato un intervento analogo, ma anche effettuato interventi di rinaturalizzazione, e l'Unione dei Comuni del Medio Brenta ha effettuato sia azioni di rinaturalizzazione che di rigenerazione urbana. Quindi, come vedete, interventi sperimentati, realizzati nell'ambito del progetto, solo in parte finanziati dal progetto, e che hanno permesso di sperimentare interventi di tipo diverso e di portarli a realizzazione entro la fine del progetto. Sono stati prodotti anche delle altre cose all'interno del progetto che sono estremamente importanti e che possono essere facilmente copiate. Da un lato, la città metropolitana di Venezia ha realizzato l'Atlante delle infrastrutture verdi e blu, disponibile online, come vedete, in ambiente GIS, per tutta quindi la provincia di Venezia, e le città possono usarli per la redazione dei propri piani di adattamento o per la propria pianificazione in generale. Padova ha georeferenziato il proprio PAESC ed è online, è aperto alla consultazione di chiunque voglia conoscere esattamente i vari tipi di azione e andare a vedere anche se è in fase di realizzazione e capire in quale area va ad agire l'azione. Padova ha inoltre appunto redatto le linee guida per il drenaggio urbano sostenibile in collaborazione con UAV, ma le abbiamo già viste. E queste sono alcune delle attività di replicabilità che abbiamo portato avanti nel progetto. Purtroppo, come dicevo, durante il Covid non abbiamo potuto realizzare moltissimi degli eventi di scambio anche tra città che avremmo avuto anche con città europee. Siamo stati costretti a effettuarle online, ma abbiamo portato moltissime anche delle attività anche di conoscenza. Abbiamo realizzato molti video che sono disponibili e che raccontano sia i progetti specifici delle città sia il progetto generale, quindi è possibile consultarli online. Ecco, io ho concluso, vi ho raccontato molto velocemente il progetto, ma come dicevo tutto è disponibile online per la consultazione. Bene, grazie a tutti dell'attenzione, questo era l'ultimo intervento, lasciamo ora lo spazio al prossimo dibattito che si svolgerà in questo spazio.